L'associazione I Tammura di Girgenti compiono 10 anni e sono presenti da 10 anni alla manifestazione, la più grande manifestazione di Agrigento che viene sentita, che è quella della festa di San Calogero. La più grande, dico, e la più sentita dagli agrigentini e da tutti i devoti, naturalmente, di questo amatissimo Santo Nero. Come dicevi tu, l'associazione nasce nel 2008 in occasione appunto dei festeggiamenti di questo veneratissimo Santo Nero. Quindi già da ieri, giorno 18, siamo stati in giro per le strade ad annunciare la festa di San Calogero. Il legame tra i Tammurinara e San Calò è fortissimo, nasce durante la morte di San Calogero, quando un cacciatore, Arcadio, va in giro a cercare delle lepri e colpisce con l'arco, quindi con la freccia, al collo la cerva di San Calogero. Dopo 40 giorni San Calogero muore perché si nutriva di solo latte di cerva. Si narra che all'epoca i cacciatori, quando facevano una battuta di caccia, appunto, si portavano dietro 2 o 3 tamburinara per stanare con il ritmo incessante dei tamburi, per stanare la lepre. Quindi c'è questo legame forte con la figura di San Calogero. Ecco, voi caratterizzate la festa con il suono dei vostri tamburi che girano per tutta la città. Sì, ufficialmente siamo partiti ieri con appunto la festa liturgica di San Calogero, ma dal 27 di giugno fino a conclusione dei festeggiamenti, quindi l'8 di luglio, la domenica, saremo in giro per i quartieri a dare questo annuncio, a portare gioia e allegria a tutte le persone che magari non possono uscire di casa e quindi godersi in pieno i festeggiamenti. Saremo noi a portare un pizzico di allegria e di gioia.